Attenzione a Rizzardi che prova a girarsi, a far partire Chiazzolla, ancora Rizzardi che subentra, Rizzardi in area, Rizzardi Orlando, ancora Rizzardi Tocci! La possibile ripartenza della Roma con il dribbling ai danni di Germania e il lancio dentro per Mattei che può correre, Tocci in velocità, Mattei lo scavalca, Mattei col destro, pallone che termina alla destra del palo di Orlando, altra occasione. De Vincenzo, possesso per la Lazio, intanto da capire se Giannelli si stia scaldando, che c'è un problema per qualche giocatore della Roma. Intanto Salvati in area, Amato con il tocco all'indietro, Passardi brucia sul tempo Reuben, Passardi prova il destro, Orlando, posizionamento in area di rigore, parte adesso il numero 10, cross che spiove nell'area piccola per il colpo di testa di Schettini che si stampa sul palo, Massarut prende posizione su Chiazzolla, zona cross, lo mette, pallone, Salvati e Amato. Arriva ora il fischio, parte il mancino di Falasconi di Tarquinia che poi si avventura sul lato di destra, prova a mettere il cross dentro per il colpo di testa di Giannelli che sembrava fuori. Chiazzolla, attenzione al cross di Valentini dalla sinistra per Giannelli, probabile un traversone all'interno dell'area di rigore. De Vincenzo chiama uno schema, De Vincenzo, pallone sul palo lontano. Nell'1 contro 1 il numero 16, Rizzo mette il cross col macino, Amato scavalcato, Massarut non trova l'equilibrio per calciare, quindi appoggia De Vincenzo! De Vincenzo! La piazza all'incrocio per il vantaggio della Lazio, 31esimo minuto del secondo tempo. Out Mancino, vediamo se arriva il cross, pallone al limite, Chiazzolla! Prova a ripartire, lancia lungo, Schettini si impegna, ma non c'è più tempo. Arriva il triplice fischio di Edoardo Vicalvi, finisce 1-0 per la Lazio, la finale del Gega Tournament al Benito Stirpe di Frosinone, vince la formazione di Tommaso Rocchi.